Il nucleo di polizia economico-finanziaria di Viterbo, costantemente impegnato nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria, ha in corso di esecuzione delle perquisizioni e dei sequestri di documentazione anche informatica disposti nell'ambito di attività delegata dalla Procura della Repubblica di Viterbo nel settore economico dei supermercati. Più di 100 i finanzieri che hanno eseguito presso le sedi legali ed operative di 8 società emittenti fatture false, di 6 società utilizzatrici di fatture per operazioni inesistenti, nonché presso 14 studi professionali tra depositari delle scritture contabili ed incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali. Inoltre le perquisizioni riguardano anche i domicili di ben 13 persone fisiche, indagate a vario titolo per un totale di 41 obiettivi. Nello specifico, i finanzieri del nucleo di Viterbo hanno individuato un articolato sistema fraudolento attuato nel settore della media distribuzione a favore di imprenditori che gestiscono diverse società, utilizzando lavoratori formalmente in carico ad altre società, mascherando in questo modo il rapporto di lavoro subordinato con contratti d'appalto e di rete non genuini in violazione della normativa di settore. Gli stessi emettevano e utilizzavano fatture per operazioni inesistenti, omettendo il versamento dell'IVA, delle ritenute fiscali, nonché degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale, creando un notevole danno alle casse dell'erario e dell'INPS.